arrivas. Da questo momento provo a registrare con la GoPro 8 a 24 fotogrammi al secondo. Forse c'è più l'effetto motion blur, ossia quell'effetto diciamo di scia sfumato, perché l'occhio umano ne percepisce 25. Prima era 30, non vorrei che, non lo so, mi sembrava di vedere un po' scattoso in alcune situazioni, quindi boh, vediamo adesso con 24 come si comporta, ma non è tanto questo quello che bisogna dire, è che... pensa che bello, io posso dire adesso, capo, vado in spiaggia a portare il CP a fare un giro. Vero CP? Sì, perché oggi il nostro ufficio è qui, in spiaggia. Tu dirai, cos'è sta roba? È la spiaggia di Caballarin, dove spesso vassingano nel periodo soprattutto invernale. Lo mettiamo un capotino. Capotino? Che andiamo a fare giro. Ci sono anche i bauli fuori. Sì, andiamo a vedere i bauli, dai. Il capotino del mio CP che si stiracchia per inserire meglio il capotino. Dov'è? Che bravo, al primo colpo così, al primo colpo, cosa c'è? Vuoi darmi la zampa? Vuoi darmi la zampa? Caro mio CP, guarda che bravo sto cane che si mette in posa, fa tutte le cose perché lei sa. Cane, sei un bravo cane. Fammi vedere, allora portiamo via il guinzaglio, però siccome adesso non vedo cani qua, andiamo senza. Siamo pronti CP? Vamos! C'è anche un altro camper lì, non so chi è. CP, per fortuna non ti abbiamo tagliato la coda, puoi entrare. Va che figata Italia. Che bello, il nostro giardino quasi tutto per noi. Sì, perché ci sono altre persone e c'è un boxer là, non le mutande, è il cane. Ma che bello, guarda che giardinetto, vedi? Guarda, che ficcata. Ucciu lei, mannaggia sti cani. Cane, guarda qua cosa c'è, c'è una specie di faloggia. Pronto? Hai visto? Sì, hai visto Amy? Oppure puoi farti la tenda e puoi andare dentro. Guarda la cuccia del CP, qua c'è l'entrata, è vero, sì, sembra più tipo una capannina. Chissà cos'è, chissà cosa serve. Cane, andiamo a vedere il mare, dai. Eccola, aiuto. Vai, cosa fai? Perché fai? Un fiorino. Che tipo, guarda. Aiuto. Cora, guarda, il mare. Che bello, Ma sì, a te piace? Sei un cane di mare? Se fa freddo Italia, miseria. Adesso vabbè, faccio sfogare ancora un po' il CP e dopo torniamo dentro a lavorare. In questo momento sto facendo la recensione del quel power bank col pannellino solare. Ci sono voluti 2 giorni per scaricarlo, gli ho attaccato il disastro di tutto, adesso è a zero, quindi chiudo il video e poi lo monterò. E beh, oggi è sabato, quindi no, al prossimo sabato. Guarda, aiuto, guarda che tipa, guarda. Sei felice? Cane. Comunque dicevo, la recensione uscirà prima di questo video, quindi dovrai andare a cercare la recensione, se ti interessa, del power bank Easy Hatch. Cos'è che aveva trovato il CP? Un granchetto! Avevi trovato il granchetto morto e defunto. Andiamo a esplorare il CP, che c'è anche un pennuto là mi pare, adesso vediamo, non capisco cos'è. Hop. No, non capisco, no? Non è un pennuto, è una cosa che galleggia. Ma non capisco cos'è. Una roba strana. CP, ce la fai te a venire qua? CP. CP, vai CP, dai che ce la facciamo. Vieni CP, vieni Zaipai, dai. Non è il burrone della morte, è uno scoglio. Che tipo il CP. Beh, perché sì, guarda che vista spettacolare abbiamo qua. Yeah. Opla. Wow. Bello, Sei venuta anche tu, amore? Ma che brava che sei. Sei bravissima, sei. Vai CP, nelle arrampicate estreme. E adesso
di là e poi di là, vai che ce la fai, eccola là. Hop lei, brava, scegli, scegli, hop hop hop. Bravo CP, il CP arrampicatore, il CP free climbing. Sì, sì, siamo tornati qua al calduccio, sì, rieccoci qua al calduccio, sì, felici e al calduccio. Adesso ricontinuiamo i lavoretti, però devo dirti una cosa che ho scoperto, che questa presa, sai quella USB che ti ho fatto vedere, touchscreen che si accende e si spegne, se è spenta e tu gli attacchi un dispositivo USB, non il cavo, cioè il cavo collegato a un dispositivo USB, quindi che richiede corrente, si accende da sola. Figata. Oh guarda, è arrivato un mini camper, mini, guarda che roba, sarà 4 metri, figo. Ah, è una tipa, una bionda. CP, no, non è da mangiare. No, non c'entra. Drink! CP! Allora la ricreazione, seconda pausa, dai, via. CP, Nemo, dai, cosa dici? Andiamo a fare un giro, altro giro, un bel giretto, non vuoi? Dai! Ecco, questa è una specie di giornata tipo. Guarda i nonni in spiaggia, vedi? Che pesca le vongole. Andiamo a vedere i nonni che pesca le vongole. Coccals. Chi sono quelli, amici? Cosa fanno? Cosa fanno là? Andiamo a vedere. Dai. No, cosa fanno là? Guarda, tutto il CP. Guarda che è partito il CP in modalità, andiamo a vedere cosa combinano. Sì, vedi anche là in fondo tutti che vanno a vongole, ci voleva la Alessia oggi. Guarda che giornata. Cosa fanno, Amy? Cosa fanno? Cosa fanno in acqua sti qua? Fanno il bagnetto? A sta stagione? Lì. Ma non si fa, vuoi andare anche te? Ma no, vuoi andare anche te a vongole? Ma no, dai. Sti CP moderni. Eccola, dai, corri. Guarda. Oh, tutto controlla. Amy, dai. Oh, ecco, gliel'hai anche rovesciato. Teppista. Gli altri sono andati in montagna, alla birreria Pedavena, in giro, in Sbrindolo, e Singano Poareto qua a lavorare. Povero Singano. Guarda le ocche in alto, le vedi? Sì, no, con la GoPro le vedi. Cioè sì, le vedi, ma le vedrai 2 puntini. Sono 2 occhi, guarda come corrono, guarda che lavori. Guarda. Hai pressa. Un'altra qua che si ricongiunge e dice: aspeteme, cancari. Miseria, guarda gente che mi si è aggiunta nel mio giardino. Porca miseria. CP, ci hanno riempito il giardino. Hai visto che bel giro? Non volevi neanche venire. Dai, vieni qua che ti tolgo la cosa. Bravo cane. Bravo questo cagnolino. Eccolo là. Cara. Ed anche questa giornata Italia è finita, e adesso vado a fare la vita tipo normale, ossia vado a trovare la fidanzata, ceno con fidanzata e basta. Oh, contate tutto, dai mo. Eccolo.